Esistono veramente degli esercizi da evitare se soffri di cervicalgia o di cervicale? La risposta è no, non c'è nulla che devi evitare se soffri da dolori persistenti, perché probabilmente quello che veramente sta tenendo su i tuoi dolori è questa ipervigilanza, questo senso di protezione al collo, questo senso di evitamento di probabilmente esercizi che sono innocui. Quello che veramente ti sta danneggiando è la paura stessa del dolore. Quindi te lo dico per esperienza, perché ho sofferto da dolori per 5 anni alla cervicale. Ho sempre evitato, per esempio, la panca piana, questo esercizio in palestra, dove poi mi sono fatto male anni e anni fa e da lì sono arrivati tutti i problemi. E ho evitato anche la handstand, come si dice in italiano? Si dice ehm, verticale sulle due mani. Perché anche questa mi dava problemi, mi mandava in contrazione il collo e lì poi vedevo veramente dei giorni successivi molto difficili. Ora, oggi so delle cose che non sapevo anni fa, ovvero che quel periodo in cui avevo dolori, è vero erano tutti iniziati da un infortunio, ma quei dolori erano principalmente causati da compressione dei muscoli in quella zona del corpo, causati anch'essi da preoccupazioni e ansie. Quindi queste preoccupazioni e ansie che avevo costantemente, ora non sto entrando nei dettagli in questo video, andavano poi a darmi problemi. Quindi evitavo quegli esercizi dove sapevo che in precedenza c'erano stati dei problemi. Questo però non vuol dire che oggi evito ancora questi esercizi. Oggi faccio tutto, proprio tutto, e non evito nessuna cosa perché so che non è il problema il collo, era la mia preoccupazione e la mia ansia che si andava a somatizzare nel mio collo. Quindi risposta alla fine semplice, non bisogna evitare assolutamente nulla, anzi bisogna riprendere tutte quelle attività, anche quelle, soprattutto quelle che hai paura, perché il tuo cervello deve iniziare a immagazzinare nuovi input per poi appunto riprendere la fiducia del proprio corpo. Non evitare nessun esercizio anche se c'è stato un infortunio magari anni e anni fa. Questo è importante, non evitare nessun esercizio. Scrivimi nei commenti se stai evitando qualcosa perché voglio saperlo e magari posso darti una mano a capirne di più.